Cari amici, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta vi faccio vedere delle immagini della cittadina di Gemona, del Friuli, e siamo saliti proprio sul castello. Questa che ora vedete è la torre del castello di Gemona. La casa degli Stimatini è qui sotto, non tanto lontano. Siamo una bellissima giornata verso la metà del mese di aprile e da questo luogo possiamo vedere dei paesaggi molto belli. Ed ecco, allora mi sono girato e vi faccio vedere questo splendido panorama di Gemona Bassa con questa catena montuosa, il Glemine, il Quarnan, il Ciampon e tutti i monti che circondano la città di Gemona. Ecco, vedete una splendida giornata di primavera. Possiamo vedere tutta la zona pianeggiante. Ecco, ci spostiamo, facciamo un po' il giro. Mi sento fortunato di essere venuto a Gemona per poter contemplare questi splendidi paesaggi. E qui ecco troviamo anche una fontana, una bellissima fontana, con al centro il castello, forse come era anticamente. Facciamo ora queste scale che scendono leggermente per poter affacciarsi su un altro balcone per poter vedere tutta la pianura di Gemona Bassa. Ed ecco in fondo queste scale, arriviamo proprio in un belvedere che si può contemplare anche da qui lo stupendo panorama di tutta la parte orientale di Gemona, con il Glemine, il monte da cui Gemona ha preso il nome, Glemona, da queste montagne, e poi tutta la zona pianeggiante, la strada provinciale, e queste piante che stanno sbocciando. E anche da questa balconata si vede uno stupendo paesaggio. Qui possiamo vedere anche questa lapide, questo cemento con scritto il nome, la Pro Loco di Gemona 1913, probabilmente è la data della costruzione di questi scalini. E qui ecco una curiosità, appoggiata al tronco di questo albero c'è una statua decapitata. Non è San Giovanni Battista comunque. E poi girandoci ritorniamo a quello che ho fatto vedere anche prima, la miniatura del castello con la fontana che la circonda. Il paese che vedete qui è il paese che confina con il territorio di Gemona, Artegna, d'Artigne in friulano. E da qui ecco si può anche vedere sul retro, diciamo, del castello la chiesa del Duomo, che è stata ricostruita in una forma molto originale con le colonne leggermente incurvate, il Duomo di Gemona, che è stato ricostruito e poi inaugurato il 4 gennaio del 1984, quindi 10 anni dopo il terribile sisma.
Da qui si vede ancora meglio il Duomo con il suo maestoso campanile e si vede davanti nella facciata quel grande rosone e poi sulla parte destra la grande statua o il bassorilievo, diciamo, di San Cristoforo. In alto naturalmente il Glemine con tutti i monti. Ecco. Sera, sera, salve, ciao, ciao, ciao. Ecco, ci sono anche dei turisti che passano e qui dunque dalla punta del campanile, ecco, arriviamo su in alto, dove c'è la cima di questo monte, un cielo splendido, un cielo limpido, sopra queste alte cime, queste alte montagne. E mentre piano piano scendo dalle scale del castello per ritornare giù verso il centro di Gemona, ancora vi faccio vedere questo panorama, queste case ricostruite naturalmente dopo il terremoto del 76, 1906, 6 maggio, e poi si è ripetute le scosse anche nel mese di settembre. E concludiamo proprio con questa panoramica, lasciando questa immagine del Duomo di Gemona e del suo campanile. Buon pomeriggio a tutti e buon continuazione di questo mese di aprile e di questo anno 2017. Grazie.